Moderna che saranno destinate a ultraottantenni e malati oncologici. A fine gennaio attesa l'approvazione AstraZeneca. Zaia parla di mini immunità di gregge. La testimonianza di un paziente Covid dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Venezia. Lui ha sconfitto il virus, ma altri 2 amici non ce l'hanno fatta. Alla vigilia della protesta di bar e ristoranti, Confesercenti invita alla prudenza. Compiere atti contrari alle disposizioni anticontagio aprendo i locali, dicono, potrebbe avere effetti controproducenti. Sulla protesta di bar e ristoranti si è espressa anche la prefettura, consentita ogni forma di protesta statica, sanzionato l'effettivo esercizio di attività di ristorazione. Operazione Onda Lunga, sequestrati dalla polizia immobili e mezzi commerciali a una coppia di veneziani che si faceva pagare dagli stranieri per fargli ottenere permessi di soggiorno con dichiarazioni false. Continuano le prese di posizione delle associazioni di categoria di fronte al rischio di infiltrazioni nel tessuto economico veneziano. Anche la Camera di Commercio invita i propri iscritti a segnalare situazioni sospette. Un'alleanza tra Veneto Film Commission e Confindustria Venezia per promuovere il territorio e il suo patrimonio imprenditoriale attraverso le produzioni audiovisive. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. E dunque parliamo innanzitutto di vaccini. Arrivate le dosi di Moderna che saranno destinate, lo avete sentito, a malati oncologici e poi anziani ultraottantenni. A fine gennaio attesa l'approvazione anche di AstraZeneca. Zaia parla di mini immunità di gregge. Stamattina c'è stato l'incontro con il governo sul DPCM. Confini regionali chiusi fino al 15 febbraio, non più dunque al 5 marzo. Questa mattina nuovo confronto tra governo e regioni sul nuovo DPCM che disegnerà il paese di domani sostanzialmente fino alla primavera. Un confronto chiuso con la promessa di rivedere i dati di settimana in settimana. L'idea delle regioni è quella comunque che ci sia modo anche di fare dei tagliandi strada facendo, perché non è che possiamo pensare che una regione finisca in zona arancione e ci resti ad libitum. Nei prossimi giorni invece nuovo incontro con la conferenza delle regioni su modalità e tempistiche della vaccinazione anti-Covid. 40.000 a settimana sono i vaccini Pfizer destinati al Veneto per medici e RSA. Molto più esigua invece la fornitura Moderna che sarà destinata agli ultraottantenni, ma la vera novità è l'approvazione attesa di AstraZeneca. C'è un dato importante che il 29 di gennaio ci sarà la valutazione EMA per AstraZeneca. Se si apre il fronte AstraZeneca è verosimile che noi si possa chiudere la partita vaccinale per giugno. In piena terza ondata il Veneto conferma il trend in calo dei contagi per il 14° giorno di fila e annuncia di aver aperto la seconda tranche di vaccini, oltre agli ultraottantenni anche ai malati oncologici. Per gli anziani, 350.000 in Veneto, si parte dalla classe 1941, poi a scendere molti saranno raggiunti dall'assistenza domiciliare. A scendere gli arriverà la lettera a casa con il giorno e il luogo dove andare. Obiettivo: creare una prima mini immunità di gregge. Sulla crisi di governo oggi il presidente Zaia ha ribadito la stabilità e solidità della regione come interlocutore del governo, auspicando però che non si debba tornare ad elezioni. Io ho sempre dichiarato che le elezioni sono sanificatorie, ma in questo momento qua immagino che se ci fossero sarebbe uno scenario veramente problematico, sia da un punto di vista di regole di sanità pubblica che per un paese che entrerebbe in un tunnel che durerebbe quanto? Un paio di mesi almeno prima di poter avere una nuova classe dirigente. Ora invece il drammatico racconto di un paziente Covid dal reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia. 2 passi davanti a casa e il fiato è già corto, come in una scalata di montagna. La sua scalata in realtà l'ha già superata qualche giorno fa, sconfiggendo il virus. Ma il primo pensiero di Cristiano Capponi, 50enne consulente finanziario, va agli amici Lucio e Guido, che combattevano la sua stessa battaglia e che purtroppo oggi non ci sono più. Se non si vive da dentro la terapia intensiva certe cose non si capiscono, soprattutto anche vedendo chi vicino a te è intubato, quindi certe visioni all'interno ti fanno capire che la situazione ospedaliera è veramente messa a dura prova. Non sono stato intubato,
sono stato salvato da questo casco ad alta pressione di ossigeno, l'ho tenuto per 4 giorni e questa è stata la mia grande forza di volontà che mi ha salvato. 3 del Lido nel mese di dicembre entrare in terapia intensiva e l'unico a tornare a casa sono io. Qualcosa a livello psicologico ti rimane. Sicuramente un pensiero va agli amici che non ci sono più. Capponi lancia un allarme. Manca proprio un filtro tra i primi segnali di contagio e il ricovero ospedaliero, nel senso che molte polmoniti bilaterali come la mia, conclamate, potrebbero essere risolte a domicilio senza avere bisogno della terapia intensiva. Quindi diciamo che un'assistenza maggiore e più precisa a domicilio del Covizzato porterebbe ad avere le terapie intensive più vuote e sicuramente meno problemi ospedalieri. Ho tenuto il casco 4 giorni con dei rumori che non ti permettono di sentire tutto quello che c'è. Diciamo che è un ambiente buio, con degli alert, con dei suoni, con dei gorgogli, con dei suoni che vengono costantemente emessi dalle macchine che ti tengono in vita. Chiaro che è un ambiente triste, ma nello stesso tempo con un personale medico e paramedico eccezionale che ti tira sul morale con una abnegazione al lavoro anche a livello psicologico che è da rimarcare. Io li chiamo gli angeli che ti salvano la vita. Alla vigilia invece della protesta di bar e ristoranti in crisi per le limitazioni anti-Covid, Confesercenti invita alla prudenza. La rabbia che attraversa chi lavora in bar e ristoranti è più che comprensibile. Tuttavia, una protesta come quella ideata dal movimento Io Apro rischia di essere non solo sbagliata, ma controproducente. Dal direttore di Confesercenti Veneto, Maurizio Franceschi, arriva un invito alla prudenza, alla vigilia dell'iniziativa che porterà diversi esercenti e ristoratori in crisi ad aprire i propri locali in segno di protesta. L'invito è quello di valutare le conseguenze che un atto contrario ai decreti anticontagio del governo potrebbe causare alle loro attività. Questi operatori si trovano in una condizione di esasperazione, questo però non giustifica iniziative che prevedono il mancato rispetto della legge con un pericolo anche per la tutela della salute delle persone se decidono di far entrare delle persone all'interno delle proprie attività. Una protesta di questo tipo, aggiunge il direttore regionale di Confesercenti, corre il rischio di essere percepita come irresponsabile di fronte alla gravità del momento che il Paese sta attraversando ed unicamente come l'intenzione di infrangere la legge, promettendo assistenza legale gratuita a chi riceverà sanzioni per aver contravvenuto alle regole. In realtà poi, conclude Franceschi, saranno gli operatori a pagare le conseguenze. Io spero che non si facciano prendere in giro da questi avvocati, perché poi il provvedimento, la sanzione riguarda il singolo che non rispetta la legge e io voglio vedere quale grande avvocato sarà in grado poi di evitargli la sanzione o altri provvedimenti rispetto al mancato rispetto della legge, in particolare in materia di tutela della salute delle persone. La protesta insomma è sacrosanta, ma Confesercenti dice no a manifestazioni improvvisate e dettate dalla disperazione che finiscono con il danneggiare in primo luogo proprio i disobbedienti. Ad ottobre, ad esempio a Venezia, la protesta si era svolta tenendo i locali chiusi, ma con le luci e la musica accesa. Sulla protesta di bar e ristoranti si è espressa anche la Prefettura di Venezia, che ha diffuso un comunicato al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. È stato chiarito che saranno consentiti il presidio dei propri locali, l'accensione delle luci, le saracinesche alzate e ogni altra forma di protesta statica che assicuri il rispetto del distanziamento previsto dalla normativa sanitaria vigente. Saranno infine sanzionati però l'effettivo esercizio di attività di ristorazione all'interno dei locali in modalità e fasce orarie vietate dalle attuali disposizioni. Anche il ristorante delle star del cinema al Lido di Venezia deve fare i conti con la crisi e una situazione drammatica per l'economia. Un ristorante italiano su 3 rischia di non riuscire
più a riaprire a Venezia dopo il Covid. La crisi economica morde anche il ristorante dei divi del cinema e della dolce vita veneziana, la favorita al Lido di Venezia. Luca Pradel e la moglie Gabriella sono stati lungimiranti, decidendo pur con dolore di non riaprire più già ad ottobre, dopo uno dei primi di DPCM. E l'ultimo ristoro dal governo è arrivato a giugno. Da 6 mesi perciò le casse sono a secco. La mia decisione è stata presa ancora il 18 di ottobre col DPCM della chiusura della sera del ristorante. Automaticamente io ero un po' tagliato fuori perché io apro soltanto la sera, tranne venerdì, sabato e domenica che facciamo anche il pranzo. È una bruttissima situazione in questo momento. Come ristori noi abbiamo ricevuto un piccolo ristoro a giugno e poi non abbiamo più ricevuto niente. Lo Stato, nel frattempo, ha continuato a pretendere le tasse. Abbiamo continuato a pagare INPS, tasse, tutto quello che c'era da pagare a conto dell'IVA. La situazione in questo momento per noi ristoratori e sicuramente anche colleghi di bar, pasticceria è drammatica. È riuscito a contenere i danni solo chi non ha l'affitto del locale da pagare. Fortunatamente io sono uno di quelli che non paga l'affitto, ma sicuramente chi paga l'affitto, il 30% di bar, pasticcerie e ristoranti italiani l'anno prossimo non riaprirà più. Continuano le prese di posizione delle associazioni di categoria di fronte al rischio di infiltrazioni della malavita nel tessuto veneziano in crisi per il Covid. Anche la Camera di Commercio si è espressa. Non solo la crisi, ma anche il dopo crisi economica preoccupa Venezia. Mesi di calli e fondamenta vuote per le limitazioni anticontagio imposte dal coronavirus hanno messo in ginocchio attività che grazie al turismo godevano fino a un anno fa di ottima salute. Il rischio che associazioni criminali si concentrino sull'acquisto di bar, alberghi, ristoranti in svendita di fronte allo spettro del fallimento è molto alto. Non c'è dubbio che quando succede questo noi non lo sappiamo, perché un po' per vergogna, un po' per una situazione che si è compromessa negli anni, per cui magari qualcuno già era borderline rispetto a quelle che sono le normali rispondenze a un'attività commerciale. Evidentemente può essere che qualcuno faccia di questi passi, ma noi non lo sappiamo mai per primi, saremo forse gli ultimi a saperlo, perché diventa tutto una cosa molto omertosa. E questo ci sorprende perché qualche volta quando è successo potevamo magari dare una mano, ma nessuno ce l'ha chiesta. Chi saranno i nuovi proprietari di Venezia quando passerà il ciclone della pandemia? È una domanda che si pongono anche le forze dell'ordine, impegnate in un attento monitoraggio di tutte le operazioni di acquisto che si stanno compiendo in laguna. La finanza, ad esempio, a quelle compiute con capitali provenienti dall'estremo oriente. Il presidente della Camera di Commercio di Venezia, Massimo Zanon, si associa a quanti chiedono una collaborazione attiva dei propri associati di fronte a situazioni poco chiare. Più di un decennio fa avevamo messo un numero verde che poteva essere contattato facilmente in maniera anonima per dare in qualche modo o per scaricare certe situazioni in modo tale che l'associazione potesse intervenire e dare un proprio contributo. Oggi è molto più facile collegarsi a qualsiasi associazione, se parliamo della nostra e credo come anche lo faranno le altre, è la casa dell'impresa, è la casa di chi ha la tessera, è la casa di chi crede che un sistema organizzato abbia bisogno di avere una difesa. Operazione della Questura di Venezia invece contro un'organizzazione che procurava permessi di soggiorno a pagamento. Sono stati sequestrati beni del valore di oltre 1 milione di euro. Il patrimonio sequestrato supera il 1 milione di euro. Vi compaiono 11 immobili ubicati a Venezia, Padova e Nuoro, un pubblico esercizio a Mestre, un esercizio ricettivo a Marghera, conti correnti bancari e postali, 30 mezzi commerciali e un immobile adibito ad attività ricettiva. È l'operazione Onda Lunga condotta dalla divisione anticrimine della Questura di Venezia. Al centro della complessa indagine patrimoniale disposta dal Questore e condotta dalla sezione misure patrimoniali della divisione anticrimine, il patrimonio e i flussi finanziari proventi di attività illecita di 2 italiani residenti a Marghera di 49 e 43 anni, già noti agli uffici investigativi.
Risalgono infatti al 2010 le indagini che avevano evidenziato un'organizzazione, di cui si trovavano all'apice, che consentiva a stranieri, mediante dichiarazioni di ospitalità mendaci, di ottenere i permessi di soggiorno in modo fraudolento dietro pagamento di un corrispettivo. Si parlava di un giro di affari stimato tra i 2.400.000 e i 3.600.000 euro. Per dare esecuzione al provvedimento dell'operazione Ondalunga sono stati coinvolti 18 poliziotti della Questura di Venezia che hanno effettuato i sequestri nelle province di Venezia e Padova. Altri sequestri nelle province di Nuoro e del Verbano Cusio-Ossola sono state condotte d'intesa con le rispettive autorità di pubblica sicurezza. Ora un piccolo break, torneremo per parlare del Porto di Venezia. Eccoci di nuovo in studio, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo di Recovery Plan e di Porto di Venezia. Un'occasione mancata proprio il Recovery Plan, secondo l'assessore comunale Venturini, che prende una dura posizione nei confronti del governo. Ancora una volta abbiamo avuto la dimostrazione di come il Porto di Venezia interessi poco o nulla a questo governo. Mentre Genova avrà 500 milioni e Trieste 400, per Venezia il piatto piange e senza progetti strategici il Porto non potrà attingere ai fondi del Recovery Plan. Per anni, almeno negli ultimi 4 anni, il governo a Venezia non ha dato alcuna risposta in termini di sviluppo della portualità, ha bloccato anche la manutenzione dei canali ordinaria che si fa da sempre in ogni porto per consentire alle navi di far arrivare le merci nelle banchine, e dall'altra parte non ha in alcun modo preso delle scelte strategiche di visione futura sui temi importanti come il tema delle navi da crociera o il tema del possibile offshore. E questo governo del Porto di Venezia non si interessa in alcun modo. Anche oggi, con la ripartizione e con le idee dei progetti da finanziare, con i fondi europei che stanno arrivando, il governo ha scelto di puntare quasi unicamente su alcuni porti, in particolare Trieste e Genova. A essere preoccupati, oltre al Comune di Venezia, anche il presidente di Confindustria Venezia Marinese e quello del Comitato Venezia Lavora Tommasini. Ma anche la linea del Comitatone è chiara. Il porto per noi è un'infrastruttura e un'industria strategica per garantire lo sviluppo della città e delle sue imprese. Il porto dà lavoro a 20.000 persone e il porto è la porta di entrata e di uscita delle merci che le nostre aziende producono. Senza il Porto di Venezia e senza la sua competitività, anche il sistema industriale è molto meno competitivo. Io mi chiedo che ruolo abbiano i nostri rappresentanti veneziani al governo, vari sottosegretari e persone che ogni giorno sono sul giornale a insegnarci come deve essere amministrata Venezia, quando poi, mentre sono a Roma, con ruoli importanti di responsabilità, si dimenticano quotidianamente di ascoltare la voce del territorio e di portare avanti le istanze di Venezia, che vuol dire anche le istanze del Porto di Venezia. Udienza davanti al TAR del Veneto per il ricorso presentato da Italia Nostra, che chiede l'annullamento dell'autorizzazione di abbattimento di 5 padiglioni dell'ex ospedale. Si è tenuta questa mattina davanti al TAR del Veneto l'udienza per discutere sulla richiesta di sospensiva in merito al ricorso di Italia Nostra, che chiede di non abbattere alcuni vecchi padiglioni all'ex ospedale al mare del Lido di Venezia. Sono solo 5 i padiglioni su una ventina in tutto che la commissione regionale, dove siedono tutti i sovrintendenti del Veneto, ha autorizzato ad abbattere. Secondo gli ambientalisti, però, sono proprio quelli che rappresentano il nucleo storico del vecchio ospedale. Nelle prossime ore la seconda sezione del TAR, presieduta da Alberto Pasi, scioglierà le riserve su una richiesta di sospensiva, fissando poi conseguentemente l'udienza di merito. Se l'istanza fosse accolta, però il progetto, che prevede la realizzazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti di 2 resort 5 stelle e una scuola universitaria dell'ospitalità a livello nazionale, potrebbe subire dei contraccolpi. Su questo però il presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo, braccio operativo del Comune di Venezia, Beniamino Piro, è netto. Cassa Depositi, che bisogna sempre ricordare, Cassa Depositi è il quarto o quinto fondo sovrano più capitalizzato al mondo, quindi un investimento della portata di questo tipo di investitore immobiliare ovviamente non andrebbe assolutamente perso. Parliamo di circa 200 milioni che oggi in Italia rappresentano uno dei più grossi investimenti immobiliari che viene fatto sul nostro territorio, per cui un ricorso su un'operazione di questa portata francamente suona molto stonato dopo tante polemiche e tante complete rivisitazioni del progetto per far contenti proprio tutti, primis appunto i cittadini. Voltiamo pagina, parliamo dell'alleanza tra Veneto Film Commission e Confindustria Venezia per promuovere il territorio e il suo patrimonio imprenditoriale attraverso le produzioni audiovisive.
Luigi, a te la firma, ce l'hai il documento? Sì. Sì, Presidente, ecco. Una firma a distanza come da misure anticontagio. Al termine della videoconferenza ha siglato il protocollo tra i presidenti di Confindustria Venezia Marinese e di Fondazione Veneto Film Commission Baccialli. La nostra volontà è quella di non fermarci di fronte alla pandemia, ma invece di programmare e di progettare. Questo accordo va nella direzione della programmazione e della progettazione. La Fondazione Film Commission è fondamentale per promuovere il nostro territorio e noi come industriali vogliamo essere al loro fianco nel sostentamento, nel trovare sponsorizzazioni, nell'avviare e contribuire nei percorsi formativi che già loro stanno facendo. Insomma, rappresentiamo al mondo attraverso il film quella che è la nostra realtà. Il protocollo favorirà infatti la promozione in Italia e all'estero del territorio e del suo patrimonio imprenditoriale attraverso le produzioni audiovisive che negli ultimi mesi hanno visto una crescita. Il settore della produzione non è un settore che si è fermato, se non per un brevissimo momento nel primo lockdown, ed è un settore che adesso anzi richiede grandi sforzi e grande impegno da parte della Film Commission ovviamente, ma in generale di tutti i soggetti deputati alla filiera. Da oggi dunque si lavorerà in sinergia anche coinvolgendo le imprese locali. Un aiuto da parte di Confindustria a trovare, inserire professionisti, location sulla location guide, aiutarci soprattutto nel reperimento di luoghi sia per l'ospitalità da un lato, sia per le riprese dall'altro, sia per appunto, come dicevo prima, servizi che vengano richiesti dalla produzione che vengono sul Veneto. Dall'altro lato faciliteremo l'ingresso di imprese locali sulle produzioni, quindi cercheremo di fornire informazioni e sostegno su tutti i dispositivi di investimento, dal tax credit al product placement che l'audiovisivo offre. Era l'ultimo servizio, grazie per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo per domani e poi all'edizione di Treviso. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Ancora tempo per lo più stabile sul nostro territorio. L'aria fredda giunta nelle scorse ore continuerà però ad affluire con il risultato di un clima sempre piuttosto freddo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di venerdì 15 gennaio ci mostra un ampio soleggiamento ovunque, tuttavia al mattino il cielo potrebbe risultare alquanto grigio e nuvoloso, ma senza piogge, maggiori schiarite con il passare delle ore. Temperature minime ancora sotto zero dappertutto, valori massimi invece tra i 2 e i 6 gradi. E la situazione sarà simile anche sul Friuli Venezia Giulia, qui però sarà soleggiato già in mattinata, salvo per qualche locale foschia in pianura, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime fino a -2 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà decisamente anche qui stabile, con tanto sole dappertutto, vedete, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime intorno ai -5 gradi, massime sui 2 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3.